A Gorizia si è riunita Sanicademia, l'Accademia internazionale per la formazione dei professionisti della salute, e sono state prese grandi decisioni. Carl Wulz, amministratore delegato di Sanicademia, la domanda è: che cos'è Sanicademia? Sanicademia è un istituto nato da un'idea di Friuli Venezia Giulia per, eh, per fare aggiornamenti e per fare formazione per i professionisti della salute nelle regioni di Carinzia, Friuli Venezia Giulia e anche di Veneto, e da quest'anno anche per Slovenia. Sanicademia esiste da qualche anno. Voi avete sempre fatto la teoria dei piccoli passi, sempre avanti comunque. È quasi il risultato di un progetto Interreg, è nato in 2004, e perché non è era un grande progetto anche di poco denaro, abbiamo bisogno di fare i nostri compiti in piccoli passi, passo per passo, ma abbiamo già fatto tante belle cose adesso possiamo dire che sono più grandi di solo piccoli passi. Assessore Cosic a Gorizia per Sanicademia. Una cosa importante, lei ha sostenuto 3 punti fondamentali per la nostra sanità: formazione, informazione e sostenibilità. Che cosa intendeva? Ma informazione rispetto ai cittadini, che sappiano quali sono i luoghi dove si possono curare meglio e dove possono trovare le risposte che cercano per le loro malattie, nella cornice della direttiva europea che permetterà proprio questo. Dobbiamo dare un'informazione precisa ai cittadini su quali sono le realtà che abbiamo incontro, la formazione dei professionisti, delle strutture, la collaborazione tra le eccellenze che le nostre regioni hanno, la Carinzia, la Regione Veneto, la nostra, e da oggi anche la Slovenia. E la terza è sicuramente la sostenibilità dei costi, perché dobbiamo vedere quali sono i modelli che funzionano meglio e quali garantiscono maggiore qualità e sicurezza. È un tema che riguarda tutte le regioni. Fare un investimento su questo insieme ad altri che lavorano bene quanto noi è sicuramente un mettere insieme esperienze e risorse che possono essere utili per programmare e pianificare la sanità che ci servirà da qui a 30 anni. Il progetto Sanicademia calza a pennello. Calza a pennello perché la formazione dei professionisti di tutte le professioni sanitarie è il tema che garantisce la qualità, la sicurezza e anche la sostenibilità. Fare una formazione e avere dei curricula che sono condivisi tra queste regioni significa poter anche investire sulle professioni di cui avremo bisogno per garantire i nuovi bisogni di salute che ci sono nei nostri comuni territori. Esempio Sanicademia, ma lei ha adoperato una parola grande: interoperabilità tra le regioni. Si spera non solo in Sanicademia ma anche in altre parti della sanità. È il tema che deve farsi sentire di più, perché l'Unione Europea è stata costruita giustamente sugli Stati che ne fanno parte, però ciò significa che Malta ha lo stesso peso, la stessa rappresentatività di, cosa devo dire, della Francia o dell'Italia. Noi sappiamo però che le regioni, soprattutto nel campo sanitario, hanno una competenza e una responsabilità maggiori. Non è sentita abbastanza questa voce e dobbiamo farla sentire di più, perché le decisioni che riguardano i sistemi sanitari hanno delle ricadute immediate e dirette sui sistemi sanitari regionali, e su questo credo che un impatto delle decisioni europee su quello che succede nell'ambito regionale deve essere considerato, altrimenti è difficile che anche l'Europa vada avanti se non ascolta queste voci.